Danni per $500 miliardi, ma il bilancio poteva essere peggiore se non avessimo realizzato le opere di messa in sicurezza. Così il presidente Zaia sull'ondata di maltempo che ha investito il Veneto nel fine settimana. Decine di chilometri di spiagge erosi da una violenta mareggiata è la conseguenza più grave del maltempo del weekend nel Veneziano, dove il Mose è rimasto in funzione per 2 giorni. L'Università di Padova effettuerà uno studio su campioni di popolazione casuali per capire la diffusione del Covid-19 in Veneto, l'ha annunciato il presidente della regione. Un incontro voluto da CNA e Confartigianato Venezia con parlamentari e sindacalisti per affrontare i problemi delle aziende in difficoltà causa Covid. La Corte d'Appello di Brescia ha confermato la condanna a 4 anni per Felice Maniero, arrestato un anno fa a Brescia per maltrattamenti all'ex compagna. Oltre 33 milioni di euro di interventi economici distribuiti sul territorio è il bilancio della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, che assiste oltre 130.000 imprese artigiane. Moreno Pesce, l'atleta paralimpico di Noale che scala le montagne, tra i candidati di Gazzetta Sport Awards. Attualmente è in testa alla classifica. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Danni per $500 miliardi, ma il bilancio poteva essere ben peggiore se non ci fossero state le opere di messa in sicurezza idraulica realizzate dalla Regione dopo l'alluvione del 2010. Così il presidente Zaia sull'ondata di maltempo che ha investito il Veneto, e non è finita, il rischio frane e valanghe è ancora molto elevato per le prossime ore. È stata più acqua del 2010. L'ondata di maltempo che ha investito il Veneto con 624 mm di pioggia ha avuto una portata eccezionale superiore all'alluvione del 2010, 586 mm, e del 66 che ne videro 615. Solo la tempesta Vaia 2 anni fa con 715 mm ha superato la pioggia scesa lo scorso fine settimana. Dati alla mano, il governatore Zaia spiega come senza le opere fatte sarebbe stato un disastro. Abbiamo fatto il nostro dovere. Ma io non posso non ricordare le battaglie con i comitati, gli espropri, i casini che abbiamo avuto, le segnalazioni alle autorità giudiziarie. Vicenza non è andata sotto acqua perché hanno funzionato le opere che noi abbiamo realizzato. Era da 80 anni che non si realizzavano più opere. Guardate che noi di opere ne abbiamo fatte veramente tante. Noi abbiamo anche pubblicato i video ieri delle opere che sono entrate in funzione. Dette in soldoni, se non c'erano quelle opere, città come Vicenza andavano sotto acqua ieri. Le opere hanno funzionato, quindi è la dimostrazione che le opere salvano la vita alle persone, tutelano il dissesto idrogeologico e fanno economia, ma non solo perché sono dei cantieri che vengono pagati, perché nel 2010 noi 235 comuni li abbiamo paralizzati. Con 46 mm di pioggia in meno, prosegue il presidente del Veneto, con l'alluvione del 2010 andarono sott'acqua 235 comuni e 10.040 fra famiglie ed imprese. Questo non significa che ieri non ci siano stati danni. Se dovessi fare un calcolo così spannometrico che abbiamo visto stamattina con l'assessore, qui siamo già verso $500 miliardi di danni. Ho già dichiarato lo stato di crisi. Nel frattempo le precipitazioni sul Veneto vanno verso un'attenuazione, ma l'allerta resta alta. Dal punto di vista delle precipitazioni, diciamo la fase acuta dell'evento si è conclusa. Adesso stanno transitando le piene dei fiumi nei tratti di valle e se non ci sono rotture arginali dovrebbero transitare senza grossi problemi. Però dal punto di vista del rischio valanghe e dal punto di vista del rischio geologico, cioè le frane, avendo avuto precipitazioni rilevantissime, addirittura superiori a quelle del 66 e del 2010, ci aspettiamo che possa esserci ancora qualche altra frana. Per questo il presidente Zaia rinnova l'appello a non andare in montagna se non per ragioni di comprovata necessità. Fate dall'altra parte le storie di Instagram, lì non ci serve, cioè il turismo del macabro non ci serve. Abbiamo bisogno che i nostri operatori lavorino in sicurezza. Probabilmente si utilizzeranno anche cariche e dinamite per far saltare massi che sono più grandi di questa stanza. E decine di chilometri di spiaggia sono stati erosi dalla violenta mareggiata, è la conseguenza più grave del maltempo nel Veneziano, dove il Mose è rimasto in funzione per 2 giorni.
Sono rimaste alzate per 48 ore, salvando Venezia da una prolungata alta marea che per 3 volte ha raggiunto la punta massima di 130 centimetri. Mai fino ad ora le 78 paratoie del Mose avevano difeso la laguna così a lungo, tanto da far affermare al capo del provveditorato alle opere pubbliche del nord-est Cinzia Zincone l'acqua alta a Venezia non è più un problema. E questo non solo perché il Mose ha evitato una prolungata acqua alta alla città, ma anche perché la parziale apertura delle bocche, con l'abbassamento di quella centrale di Malamocco, ha consentito il transito delle navi, risolvendo così uno dei conflitti più acuti, quello tra porto e città. Nel Veneto orientale, invece, dove gli osservati speciali sono soprattutto Tagliamento e Livenza, si sono contate diverse esondazioni, ma il prezzo più alto è stato pagato dal litorale. Un'intensa mareggiata ha cancellato decine di chilometri di spiagge da Sottomarina a Bibione. In questo video, diffuso dallo stesso primo cittadino, il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, è in sopralluogo in una spiaggia del suo comune, dove il mare ha mangiato circa 70.000 metri cubi di sabbia nel fine settimana. Zoggia ha fatto sapere che, terminata l'emergenza, avvierà i contatti con chi di dovere, a partire dalla regione, e si relazionerà con le categorie economiche per concordare azioni opportune e programmabili. Non possiamo continuare ad arrivare sempre dopo e con risorse a spot. È necessario investire davvero sulla prevenzione del rischio idrogeologico. A suo tempo c'era una struttura Palazzo Chigi dedicata, dovrebbe essere ripristinata per garantire un finanziamento diretto e una pianificazione chiara a lungo termine per i territori per questo tipo di rischio. E mi riferisco anche, per esempio, a tutto il fenomeno dell'erosione costiera a cui il nostro litorale è purtroppo spesso soggetto. Quindi programmi a lungo termine e risorse certe nel tempo. Ed ora l'andamento dell'epidemia da coronavirus nel nostro territorio. È appena arrivato il bollettino dell'azienda Zero. I dati purtroppo non sono buoni. Nel Veneto nelle ultime 24 ore ci sono ancora 2.747 nuovi positivi, 1.406 quelli rilevati questa sera, che sommati appunto a quelli di stamattina, 1.341, danno questo numero. Di questi 497 sono i nuovi positivi in provincia di Venezia, ma a preoccupare maggiormente è purtroppo il numero delle vittime, 103 nelle ultime 24 ore, le persone che hanno perso la vita nella nostra regione. Cresce anche il numero di ricoveri, quindi continua a rimanere molto elevata la pressione sugli ospedali del Veneto. Siamo a 2.788 ricoverati, più 16 rispetto a ieri, dei quali 344 in terapia intensiva, più 13 nelle 24 ore. Questi dunque i dati. Proprio oggi il Presidente della Regione ha annunciato che l'Università di Padova effettuerà uno studio sulla popolazione del Veneto per capire la reale diffusione del Covid-19. Nel consueto punto stampa il presidente Zaia ha voluto specificare ancora una volta i numeri dei contagi che vanno letti evidenzia in rapporto al numero dei tamponi effettuati, arrivati a 4.052.467. Non dobbiamo fermarci a guardare i numeri assoluti, cioè dire il Veneto oggi ha 2.500 positivi, ne ha 3.500, ne ha 4.000, non vuol dire nulla, perché i veri dati, invito tutti anche a livello nazionale a cominciare a vedere delle tabelle fatte bene, sono due: la percentuale di tamponi che ogni comunità fa quotidianamente sui suoi abitanti. È il primo dato fondamentale. E il secondo dato importante, la percentuale di positivi sui tamponi che si fanno. Infatti, se noi andiamo a vedere in base ai nostri dati, cioè percentuale di positivi sui tamponi fatti, noi siamo in questo momento al 6,93. E proprio partendo da qui il governatore ha chiesto all'Università di Padova di effettuare uno studio che dovrebbe essere pronto in poche settimane. Abbiamo chiesto di attivare uno studio su una popolazione indistinta. Vogliamo capire la popolazione che è quella casuale, no? Che è quella di chi passa per strada, dello studente, della cassiera in un supermercato, del pensionato, del lavoratore. Ecco, una popolazione che ha una sua stratificazione e una sua uniformità da un punto di vista statistico. Ovviamente sarà un campione scelto scientificamente. Che percentuale avrà di positività al suo interno? Allora, se vogliamo sapere quanta infezione c'è in Veneto, bisogna dar corso a questo progetto che abbiamo messo in piedi.
che peraltro a me risulta che siamo l'unica regione che lo sta facendo. E tra le misure anti-Covid quella del blocco dello spostamento tra i comuni nei giorni di Natale, Santo Stefano e primo dell'anno. Proprio a questo è dedicato il nostro sondaggio di oggi. Blocco tra i comuni è giusto? Se per voi la risposta è sì, uno squillo al numero che vedete sulla barra di colore verde. Sulla barra di colore rosso invece, se per voi la risposta è no, come sempre l'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. Noi ora ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi, a tra poco. E rieccoci in diretta con il TG di Venezia. L'economia, ora un incontro per esporre i problemi e le richieste delle aziende in difficoltà per il Covid, è quello organizzato da CNA e Confartigianato di Venezia. Sono tante le micro, piccole e medie imprese che, travolte dalla crisi economica generata dal Covid, lottano per la sopravvivenza. A Mestre, Confartigianato e Camera di Commercio Metropolitane di Venezia si sono fatte portavoce delle misure necessarie alla ripresa con i parlamentari del territorio. Che si possa partire finalmente con questo 110% e che si possa partire anche nei centri storici, in particolar modo Venezia. Rischiamo di perdere, come ho detto, molte imprese entro pochi mesi, soprattutto anche perché durante Natale incassi non ce ne saranno. C'è poi un problema ristori. Il 25% dei mancati incassi arrivato finora non è sufficiente per tutti. Sono inoltre necessarie anche delle misure ad hoc. Bisogna senz'altro intervenire in modo rapido per rifinanziare innanzitutto la legge speciale e poi per adottare misure che in qualche modo rendano applicabili anche a Venezia. In questo senso ho presentato un emendamento alla legge di bilancio, il super bonus al 110%. La cifra necessaria per far ripartire l'artigianato veneziano si aggirerebbe ad esempio attorno ai 4 miliardi di euro. Il Veneto sta valutando la sua parte di competenza per i finanziamenti del Recovery Fund. Ci sono tante opere pubbliche che devono essere fatte, che devono ripartire. C'è una spesa che noi vogliamo continuare a fare in modo positivo sulla sanità, per cui sicuramente l'occasione di questi soldi straordinari che arrivano dall'Europa può essere un'occasione di rilancio. A tavolo erano presenti anche i segretari generali metropolitani di CGIL e Cislewill. Fondamentale per il futuro sarà non affidare ancora una volta l'intera economia ad un solo settore, il turismo. Il vetro non era solo legato alla presenza turistica, il vetro può essere in grado di sostenersi il settore con le vendite all'estero, ma si è fatto poco per questo, non si è sostenuto sufficientemente. Il costo dell'energia elettrica del distretto del vetro è enorme. E questo non si è fatto, ma prendiamo anche tutto il mercato calzaturiero, tutto il distretto calzaturiero, cioè ci siamo fatti depauperare dei valori fondamentali. Il saluto di Giuseppe Fedalto, presidente uscente della Camera di Commercio Venezia e Rovigo. Oltre ai dati per il quinquennio trascorso, ha espresso anche la soddisfazione per l'accorpamento dei due enti territoriali e la firma per la zona logistica semplificata Porto Venezia Rodigino. Oltre 33 milioni di euro di interventi economici distribuiti sul territorio per l'ente e la Camera di Commercio Venezia Rovigo che assiste oltre 130.000 imprese. Numeri tracciati nel bilancio quinquennale di attività del primo ente italiano ad aver portato a termine il processo di accorpamento di due Camere di Commercio. E poi 4.700.000 contributi stanziati per favorire l'accesso al credito delle micro e piccole e medie imprese, 7 milioni di aiuti per l'emergenza Covid, migliaia di euro per le calamità naturali e poi 30 milioni di investimento per la nuova Casa delle Imprese che sorgerà in via Torino a Mestre. Abbiamo cercato di osservare appunto le norme, le regole imposte da questa riforma del sistema camerale con riferimento alla gestione del personale e alla loro collocazione in sedi opportune. Abbiamo avviato la costruzione della nuova sede in via Torino nel campus universitario. E l'importante firma, quella siglata con la Regione per lo sviluppo del piano Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia Rodigino, ha sottolineato il presidente Giuseppe Fedalto, che il nuovo Consiglio della Camera porterà avanti nei prossimi mesi.
La Corte d'Appello di Brescia ha confermato la condanna a 4 anni per Felice Maniero, arrestato un anno fa a Brescia, appunto, dove viveva con la compagna ed era stato accusato per maltrattamenti dalla ex compagna. Maniero, detenuto a Pescara e collegato in videoconferenza, ha presentato tramite il suo legale un memoriale nel quale chiedeva la ricusazione del giudice di primo grado e un provvedimento disciplinare. Questo atto probabilmente ha reso più pesante il clima, ammette l'avvocato Rolando Iorio, legale dell'ex boss della Mala del Brenta. Ci aspettavamo una sentenza diversa e una riduzione della pena. Andremo in Cassazione, ha aggiunto il legale. Moreno Pesce, l'atleta paralimpico di Noale, tra i candidati della Gazzetta Sports Awards, attualmente è in testa alla classifica. Mentre l'atleta paralimpico veneziano Moreno Pesce continua a cimentarsi nelle sue scalate estreme con una sola gamba, la Gazzetta dello Sport ha lanciato un sondaggio per assegnare tramite votazione online i Gazzetta Sport Awards con il patrocinio del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico. E Pesce, originario di Noale e campione della Polisportiva Terraglio, è tra i 6 candidati. È successo così d'improvviso, un amico mi ha girato un link e mi ha detto: guarda che sei candidato agli awards della Gazzetta dello Sport come atleta paralimpico. Io sono rimasto allucinato, stupito, sorpreso piacevolmente, mi è venuto anche da piangere, che alla fine è una cosa davvero incredibile pensare che sono in competizione virtuale con degli atleti paralimpici che hanno vinto medaglie, record, ed io invece non ho mai vinto niente a quei livelli. Io vivo la mia disabilità sui monti e come me tanti altri ragazzi che accettano questa sfida. E quindi è una grande soddisfazione come veneto essere il rappresentante della disabilità veneta. Attualmente Moreno è in testa alla classifica grazie a tutte le persone che lo stanno votando e c'è tempo fino a sabato 12 dicembre. Se riuscite, avete piacere, vi sono un simpatico, magari votate per me. Grazie mille, un abbraccione. È una notizia ora che riguarda la nostra consorella Rete Veneta, perché domattina c'è un appuntamento da non perdere a Sveglia Veneti a partire dalle 8:30. Ospite unico di Mirella Tuzzato sarà infatti lo sceriffo Giancarlo Gentilini, che vi terrà compagnia durante la trasmissione. Poi vi ricordo naturalmente questa sera su Antenna 3 l'appuntamento con Ring, ospiti di Ferdinando Avarino, Giampaolo Bottacin, assessore alla protezione civile del Veneto, e poi Nicolò Rocco, Sonia Brescaccin, Manuela Galante, Andrea Bella Ben, Giovanni Cecconi e la nostra collega Ilaria Marchiori. È tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, il nostro meteo. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Continua la fase di intenso maltempo che sta flagellando gran parte d'Italia e che nel corso dello scorso weekend ha causato esondazioni e allagamenti in numerose località e frane e copiose nevicate in montagna. Vediamo la situazione però nel dettaglio. Sul Veneto purtroppo le previsioni ci dicono che la festività dell'8 dicembre sarà ancora segnata da una forte perturbazione che porterà precipitazioni diffuse dappertutto. Attenzione perché localmente saranno anche forti con accumuli abbondanti, specie sulle zone montane, pedemontane e sulle pianure nord-orientali. Forte vento di bora. Vediamo anche le temperature minime tra 2 e 5 gradi, valori massimi compresi invece tra i 4 e i 9 gradi all'incirca. Stessa situazione poi anche sul Friuli Venezia Giulia, sarà una giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, dalla sera lenta attenuazione dei fenomeni. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime sui 7-9 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui nevicate per gran parte della giornata, tuttavia saranno di debole intensità, andrà meglio a partire dalla sera. Temperature minime intorno a 1 grado, valori massimi sui 2-3 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.